Prepariamo oggi i croccantini, dei dolci tipici sardi a base di mandorla. Ci serviranno 500 g di mandorle macinate fresche, non tostate, 400 g di zucchero semolato, 150 g di albume che andremo a montare a neve, la scorza di un limone biologico, della granella di zucchero, mi raccomando scegliete la marca che più preferite, e poi ciliegie candite e amarene. Iniziamo. In un recipiente abbastanza capiente andiamo ad aggiungere la farina delle mandorle, i nostri 400 g di zucchero, la scorza del limone e quindi pian piano a cucchiaiate il nostro albume montato a neve. E quindi mescoliamo. Se vedete che con la spatola vi crea problemi, utilizzate le mani. Vi assicuro che questo non è un impasto che si appiccica particolarmente, quindi si può lavorare benissimo a mano e riuscire a ripulirsi in fretta. A questo punto raccogliamo la quantità di circa 60 g di impasto, diciamo la dimensione di una polpetta o di un mandarino se preferite. Passiamolo quindi nella nostra granella di zucchero. Ricopriamo bene. Quindi andiamo a mettere in teglia, aggiungendo una ciliegia oppure una marena. Schiacciamo leggermente e questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Con le dosi che vi ho dato sono venuti 24 pasticcini. Guardate che meraviglia! Adesso andremo a mettere in forno a 180 gradi per circa 15-20 minuti. Controllate la cottura. Forno statico, calore dal basso e dall'alto. Questo è il risultato finale. Se avete la possibilità di fare più infornate, non fate come me, scegliete direttamente di infornare 2 volte, perché questi dolci si allargano parecchio in cottura e il problema è che vanno a toccarsi. Ora, non sarà un grandissimo problema staccarli, però è comunque fastidioso. E ora li lasceremo raffreddare e quindi andremo all'assaggio. E dopo pochi minuti a raffreddare, questo è il nostro risultato. Non ci rimane che assaggiare. Proviamo quello nero. Prendo un pezzo, guardate l'interno. È buonissimo e scrocchiarello, dovete assolutamente provarli. Buon appetito!